Allora, innanzitutto mi presento, sono direttore della consulta per le persone in difficoltà, che è un coordinamento regionale che è nato nell'88, quindi ha più di 25 anni di storia, e sono coordinatore del progetto Turismavic, un progetto sul turismo accessibile che è stato sviluppato in Piemonte. Poi sono membro della commissione ministeriale sul turismo accessibile presso l'IPAC e poi sono segretario generale dell'Istituto Italiano Turismo per Tutti. Queste qua sono le due realtà che per male io rappresento e che questi anni stiamo lavorando sul turismo accessibile. L'ho già detto, siamo membri del comitato, membri di ENAT, che è una rete, un network europeo di strutture, tour operator, associazioni che lavorano sul turismo accessibile, poi altre cose. Ecco, molto importante quando si affronta il turismo accessibile è non giudicare sbagliato ciò che non conosci, perché è l'occasione per comprendere. Questo è fondamentale per non solo il turismo accessibile di tutte le cose. Che cos'è il turismo per tutti? Allora, questo è molto importante perché molti associano il turismo accessibile con il turismo sociale, perché capita a me dal Giro d'Italia a fare relazioni sul turismo accessibile e c'è sempre a fianco come l'assessore delle politiche sociali, come se appunto dato per disabili per una cosa sociale. Quindi il turismo sociale che cos'è? Sono proposte per persone con disabilità e non. Di solito sono i pellegrinaggi, sono quelli che i treni che partono da Lourdes e in altre destinazioni, quindi parliamo di un pubblico omogeneo, costituito spesso da cattivo e debole, formano organizzate da associazioni o ecclesiastici o non, e forte contenuto educativo, solidale e sociale. Immaginiamo tutte quelle strutture alberghiere che in periodi di media stagione, diciamo giugno o settembre, sono chiamate da cooperative sociali per portare i ragazzi con disabilità grave o gravissima, motoria o intellettive per il soggiorno, e quindi sono vacanze sovvenzionate molte volte dal pubblico. E il turismo accessibile non è questo. Poi c'è il turismo accessibile, che vuol dire stesso prezzo, stessa località, più turisti. Quindi il concetto di libertà e possibilità di scelta, sviluppo di operatori specializzati, persone con disabilità vista come un nuovo target di mercato. Poi c'è il turismo per tutti, che è la frontiera, perché molti oggi, politici non, parlano di turismo for all, turismo per tutti, però oggi non c'è ancora turismo per tutti. Però il turismo per tutti che dovrebbe essere turismo, è questo qua, l'attenzione alle diverse esigenze dei viaggiatori diventa l'elemento cruciale. Questo è il turismo per tutti. Perché investire nel turismo per tutti? Allora, innanzitutto per motivi etici, quindi la responsabilità dell'operatore di dare un servizio al suo cliente, quindi accessibilità, accoglienza, inclusione, anche lavorativa, sono gli elementi cruciali del turismo etico. Poi c'è per diritto, per questione ovviamente di legge, l'ultima è la Convenzione ONU, che è stata ratificata nel 2009 anche dal nostro paese, che proprio all'articolo 30,5 appunto dice di garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività creative, turistiche, di tempo libero e sportive. E poi per il business. Questi qua sono alcuni dati. Allora, il turismo accessibile nel 2011 ha rappresentato il 20% del totale, nel 2013 il 26% e nel 2050 si prospetta che arrivi al 30%. Nei paesi dell'Unione Europea le stimatori parlano di 50 milioni di viaggiatori con disabilità, pari al 30% delle persone con disabilità. Si stima una domanda potenziale di circa 290 milioni di persone per un dotto di 185 miliardi di euro, quindi sono numeri enormi. Vediamo un attimino un focus in Italia. In Italia, come forse ben sapete, i numeri sui turisti, attivi, soggiorni, eccetera, sono diverse organizzazioni, molte volte gestite da ex province, assessorate al turismo. Sulla disabilità non c'è nessun dato. Perché? Perché innanzitutto gli albergatori non tracciano le notti dei disabili, non c'è un discorso di privacy, un discorso che già tanto si danno i numeri degli albergatori delle presenze. A livello adesso con la tassa di soggiorno, a livello di questo eccetera, però non si può sapere se sono disabili. Questi qua quindi sono un po' gli unici dati che si riescono ad avere, e dato che il disabile chiede assistenza quando prende un aereo o prende un treno, e sapere quante volte nelle stazioni si è creata assistenza, non vuol dire che sono turisti, sono viaggiatori.
Però è un dato interessante vedere per esempio che su Trenitalia nel 2010 erano 150.000 passeggeri, nel 2015 sono diventati 300.000 passeggeri, quindi in 5 anni è cambiato. Se vediamo gli aeroporti, qua sono 3 esempi, Caselle, Napoli e Trieste. Per esempio Napoli, che ovvio il turismo lo stanno forse organizzando negli ultimi anni, però si vede la differenza del 2008 5.400 passeggeri, nel 2013 33.000. Quindi questo non ci fa capire. Poi noi, essendo io di Torino, abbiamo fatto un sondaggio nell'aeroporto di Caselle a Torino, abbiamo beccato un po' tutte le persone con disabilità che avevano l'assistenza facendo un'intervista e vabbè, a parte che quelli erano al 38%, 40% turisti e poi hanno dato la risposta che poi vedremo. Poi per questione di qualità. Allora, qua ci sono un po' delle definizioni che ho preso su internet su cosa vuol dire qualità, che voi meno male conoscete, però la definizione generale vuol dire qualità è l'insieme delle caratteristiche delle proprietà di un prodotto, di un processo, di un servizio, le quali conferiscono ad esso la capacità di soddisfare le esigenze implicite o espresse del cliente. Turismo accessibile vuol dire qualità, perché vuol dire da rispondere alle esigenze delle persone disabili, che sono esigenze particolari. Cambio culturale dello sguardo sull'accessibilità. Uno pensa sempre che il turismo accessibile vuol dire eliminazione di barriere architettoniche. Falso, non è vero. Perché la barriera architettonica, assenza di barriera architettonica o presenza di barriera architettonica non si fa turismo. Il turismo accessibile è la risposta che si dà alle esigenze di un cliente, visitatore, turista. Questo per noi è turismo accessibile. Quindi destinazione ospitale a quella per tutti. Quando nasce il sviluppo del turismo più accessibile? Molto velocemente, perché è importante capire anche qua la storia. Allora, nel 97, quindi un po' di anni fa, nasce questo progetto del Ministero, della Direzione Generale del Turismo, del Ministero del Turismo presso le attività produttive, che si chiamava Italia per tutti. Si è fatta una mappatura di 5.000 strutture private, non sono tantissime, sono poche, però in Italia. Questo progetto già, quando è nato, era già morto per quanto riguarda l'operatività del turismo, però ha iniziato a mettere un tassello del nostro paese, associare un attimino disabilità e turismo. Questo connubio, che i disabili non sono persone che, perché credo sulle persone di disabilità, cioè o il super mezzanardi, il bebevio, che è incredibile, cosa fanno quelle persone lì, cioè i ciechi che scendono a 150 km sulla pista da sci, è incredibile, loro rispondono, però no, siamo fatti quello così come tutti gli altri a allenarci, punto, cioè nel senso. Oppure il disabile è visto come colui che va lungo perché è miracolo, oppure il disabile è colui che una persona che si approccia al disabile al centro commerciale. Io essendo maschio vedo una bella ragazza che non è molto alta, fa fatica per un prodotto, io subito mi vicino per dare una mano, vedo una persona in carrozzina, ma si offenderà, sempre vicino. Ecco, quindi questo è l'approccio oggi, non dice. Però nel 97 il disabile era chiuso in casa, un parente, un genitore, un fratello, poi si vergognava a portarlo in giro. Poi nel 2012 salto, è nato la commissione, il comitato, di cui faccio parte, che ha iniziato a fare due cose: un manifesto sul turismo accessibile, in cui tutto lo Stato e le Regioni l'hanno ratificato, devono ratificare nei loro piani strategici regionali, adesso con la riforma che si va a votare, poi si vedrà cosa succederà, e ha realizzato il libro bianco. È uno spot che si è visto proprio in quell'anno lì, nel 2013, soprattutto uno spot che ci ha dato il RAI proprio sul turismo accessibile. Ho detto libro bianco. Il primo libro bianco sul turismo accessibile è andato a censire un po' le esperienze che ci sono in Italia sul turismo accessibile. Come esperienza vuol dire l'itinerario in un bosco, un itinerario invece turistico composto dalla barriera turistica, sentito oggi, con l'avate, a un albergo che ha eliminato la barriera, vicino di tutto lì. Però il 90% di queste esperienze, e questo è un dato importante per voi che comunque fate o comunicazione o siete nel settore del turismo, sono progetti che sono stati ideati e realizzati dal mondo del non profit, per la maggior parte associazioni di persone con disabilità tramite contributi pubblici o per mezzo di fondazioni bancarie e private. Quindi oggi il turismo accessibile è in mano al non profit, è in mano alla buona volontà, è in mano a esperienze locali. I numeri sono quelli là che vi ho detto. Turismabile. Nel 2007 la regione Piemonte chiede alla consulta, al coordinamento regionale piemontese,
dopo l'esperienza delle Paralimpiadi, ho detto perché non cerchiamo di catturare queste effette qua. Io, quando sono andato, io come presidente all'epoca, siamo andati all'appuntamento, pensavamo di trovare l'assessore del turismo sociale, che era un classico. Invece c'era solamente l'assessore del turismo, dicevamo, ma non viene l'assessore all'epoca Mariangela Cotto, assessore regionale del turismo sociale. No, io sono assessore del turismo, qua parliamo di turismo e quindi il interlocutore sono io. E vi ho detto complimenti, questo è un salto, perché purtroppo i salti di mentalità li fanno le persone, non tanto le leggi. E quindi per il Piemonte è stata la prima regione che ha affrontato il tema del turismo accessibile con l'assessorato al turismo. E cosa ha fatto? Ha fatto quello che all'epoca si faceva. Siamo andati anche noi a mappare il territorio. Abbiamo fatto mappare il territorio, soprattutto gli alberghi, perché si pensa ancora adesso che il turista con disabilità è importante all'albergo, senza pensare al territorio, senza pensare all'esperienza. Invece anche il turista con disabilità vuole l'esperienza. L'albergo è un mezzo per poter stare in quel territorio. Quindi alla fine, riassumendo in poco la slide, c'è un database sul sito turismano con 250 risorse turistiche, quindi sono esperienze, sono alberghi, sono ristoranti, sono itinerari, sono pacchetti, perché sono di tuo prezzo, cioè nel senso negli anni veramente questo progetto è evoluto un po' come è evoluto un po' tutta la macchina del turismo. E oggi, meno male, è un progetto che viene preso ad esempio anche in piani strategici di altre regioni, c'è un piano strategico della Calabria, della Basilicata, con tutto le città turismatiche come Pesquati, viene usato, cioè ci chiamano a livello progetti europei, facciamo diversi progetti europei con altre nazioni sul turismo accessibile. Però rimaniamo una onlus. Come si realizza il turismo per tutti? Allora, dal prodotto dedicato alla catena dell'accessibilità. La catena dell'accessibilità per gli addetti ai lavori dovrebbe essere la filiera turistica, noi la chiamiamo la catena dell'accessibilità in quanto turismo accessibile. Quella è la filiera turistica. Di solito si pensa al prodotto dedicato, io devo fare una cosa per i disabili. E quindi io qua ho degli esempi sopra, dei bagni per disabili, ovviamente i classici bagni per disabili sono tutti fatti male, brutti, molto spesso appunto discriminati, bassa qualità estetica, poco funzionale ed efficace, spesso utilizzato nemmeno dalle persone con disabilità, è facile, aggregatori, se qua ci sono gli aggregatori, è facile che quando ricevono un cliente con disabilità guardano la camera per disabili, ci posso dare la camera standard, poi se la camera standard loro riescono a starci, preferisco la camera standard, perché i bagni sono quelli classici degli ospedali, 20 maniglioni, di solito c'è il cesso con poco in mezzo, che uno dice quello lì è un bagno per disabili, no, grande cretinata, quello lì è uno furbo che molti anni fa, quando si è iniziato a parlare di barriera architettonica, ha inventato questo cesso con poco in mezzo che per il 95% dei disabili non serve, anzi per molte persone con disabilità motorie paraplegici la gamba quando il trasferimento dalla carrozzina ai bagni è anche un problema, però ovviamente dato che chi va a fare il sopralluogo per vedere se si sono rispettate le norme in Italia sono molto importanti, meno il buon senso, e vedono che poi la norma non dice che c'è un po' più in mezzo, però vedono quella cosa lì, identificano le disabilità, quello dell'ASL c'è perfetto, bravi, avete fatto bagno per disabili, poi siete 20 maniglioni, bravi. Ovviamente una camera di solito l'albergatore costa di 40-60 euro. Una camera per disabili, l'albergatore non riesce mai a entrare nell'investimento, perché molti disabili poi chiedono un'altra camera. Oltretutto la camera per le persone con disabilità, se fatta con la concessione di for all, è una camera che potrebbe dare bene a tutti e il signore dovrebbe apprezzare perché i bagni sono molto più larghi. Probabilmente non abbiamo questi bagni, parliamo di altri tipi di bagni. E quindi le persone, in realtà non no profit, che con le quali turismo accessibile, ma non sono operatori turistici, iniziano ad andare a mappare e a dire che l'albergo, con i bollini, i famosi bollini, io quasi non so se sono dei amministratori, però è facile che anche in Liguria, qui conosco molte persone che lavorano sul turismo accessibile in Liguria, anche qua in Liguria come in Piemonte si stanno a mettere dei bollini sui ristoranti, ma puoi entrare, il bollino rosso perché c'è una barriera, l'altro puoi entrare perché non c'è una barriera. Quindi una persona con disabilità, lì è un famoso blog che lavora nel settore turistico, scrive su Vanity Fair, Lotex, appunto questa foto è significativa perché poi dice, ma cosa vuol dire? Posso entrare, cosa dice non posso entrare? Vabbè. Però io faccio sempre questo esempio, un albergo con una rampa di scale, se io faccio questa domanda alla sala, tutti mi dicono che non è accessibile, quindi disabile non posso entrare.
Però un cieco ristorante, se all'interno dell'albergo c'è un ristorante che usa il menu braille, oppure se il cameriere del ristorante ha fatto una formazione anche per dare accoglienza a un cieco. Cosa vuol dire dare accoglienza a un cieco in ristorante? Vuol dire che quando gli do il piatto ho detto guardi signora Raffaello che la carne si trova alle 5 e metto il bicchiere sulla sua destra, c'è la bottiglia, c'è spiegare com'è la tavolata, molto semplice, però questo è molto semplice, nessuno lo fa. Ecco, se ci sono questi elementi qua, quell'albergo è accessibile o non è accessibile? E quindi capite che il papà per bollare ha senso nell'albergismo. Il turista con curiosità vuole conoscere nel dettaglio le caratteristiche delle strutture per scegliere un'autonomia rispetto alle proprie esigenze ed aspettative. Questa è una scheda di un hotel il Genova di Torino e a fianco, se non male, c'è per esempio camera 1, piano terra, caratteristiche del numero esterno della camera, i braille, c'è il braille numero esterno, presenza di porte S1, lucinetta utile alla porta 75, ambiente spazio, tutte le caratteristiche. Cosa fa? Questo il cliente guarda questo albergo, va a vedere la camera chiamata per disabili e va a vedere se le caratteristiche sono conformi alle sue esigenze e dice ok, chiama l'albergo per nota. Non c'è bisogno dell'associazionismo, di questo mondo non profit che entra nel mondo del turismo, perché ovviamente c'è una cura. E quindi questo è evidente, perché e quindi questo è evidente e lo chiede per la filiera turistica. Qui la mappa del Piemonte, la cornice, dove appunto chiede informazioni corrette, come faccio ad arrivare a quel posto, come posso arrivare, quel tipo di arrivo, il tipo di accommodation, quindi albergo, cibo, c'è tutte le cose che siano descritte, molto semplice, non facile ma molto semplice. E questo, seguendo la catena di accessibilità, io creo una filiera turistica, creo un itinerario turistico che poi cambia il tuo prezzo e metto un pacchetto turistico. Questo dovrebbe essere il più accessibile che anche nel turismo. Il processo è molto semplice. Formazione degli operatori della filiera turistica, creazione di itinerari, pacchetti proposti turistici for all, promozione strutturata e mirata del prodotto for all. Per essere efficace deve essere un processo trasversale e condiviso. Ovviamente, essendo una materia delicata, non difficile, ovviamente deve essere un processo condiviso. L'associazionismo delle persone con disabilità è utile per spiegare come accogliere una persona con disabilità, come sicuramente l'associazionismo omosessuale è utile per spiegare alla filiera turistica come accogliere così importante, quali sono gli interessi degli omosessuali, perché su questo ovviamente si è fatto già molto in paesi stranieri, anche in Italia si sta facendo molto, e così giustamente per cercare di andare a personalizzare quello di far creare esperienze a seconda delle esigenze della persona. Quindi superare la logica del prodotto dedicato è a norma. Molte volte si dice, quando un cliente telefona a un albergo, dice no signore, stai tranquilli a norma. Vediamo cosa vuol dire a norma. Questo pur la norma rimanendo, io giusto, di Torino, sono Trentino, infatti mi spiego perché c'è la partita, non scherzo. Rimanendo, spazio esplanato, spettatori di possibilità. Si vede benissimo dentro uno stadio bellissimo, lì si vede proprio benissimo perché dal fondo del Rimanello, se qua non conoscete dentro stadio, ma vi assicuro che questi sono posti che dovrebbero essere venute a caro prezzo. Ecco, questo è accessibile, secondo norma. Questo qui come si vede? Ovviamente non è centrale, questo è tutto qua, però già può essere molto bello. Ecco qua l'azione diventa interessante. Questo qui è altezza carrozzina, altezza disabile. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che a norma non vuol dire niente, perché quando noi siamo chiamato il Juventus stadio, la Juventus, mi ha detto guardate che lo stadio non è accessibile, non è fruibile, allora ho detto no, a norma, sì, a norma non è fruibile, quindi passare dall'accessibilità alla fruibilità. E perché questo? Perché c'è anche un discorso di valore culturale, tanto il disabile il biglietto lo paga, è gratis, cioè non c'è quell'attenzione. Ma anche se c'è sempre il discorso del disabile che non possono assistere, che di solito c'è l'accompagnatore, infatti dire al momento stadio, il disabile l'accompagnatore è gratis, non è che il disabile per forza bisogna l'accompagnatore. Infatti io vado con un mio amico che è disabile, ma non perché non parla da italiano, approfitto del fatto che vado con questi, conosco tanto ovviamente amici con disabilità, quindi volendo, poi non amo lo stadio, non c'è della partita alla televisione, con l'azione. Però quando mi capita approfitto, così tutti gli altri. Esempio, ci sono molti, alcuni operatori, necessità grave, gravissima, in direttiva, vedi la carrozzina, la persona che guarda la persona, cioè guarda il cielo, e l'operatore vai, questo probabilmente è italiana, questo fa capire cosa poi la gente pensa delle persone con disabilità, pensa che la persona con disabilità è una persona lì che
malata, che forse anche se carrozzina di testa non sarà molto, esempio, a me capita di andare spesso in giro e la persona di disabilità, presidente, non presidente, cioè preditore, sono come noi, fa la domanda alla persona che ha risposto a me, ma anche qua potremmo fare questa camera, non è così, non è questa indicativa, è questione che noi abbiamo l'indagine. Quindi questi sono un po' i pregiudizi, no? Questo qui in pochi minuti mi ha spiegato che quelli con le mezze sulla clientela e quest'estate è venuta a ribalta casi proprio di questo due qua, che insultano ragazzi con disabilità o persone con disabilità per essere allontanata perché il cliente si è inventata, ha fatto una recensione, Carlo si è detto che sono disabili, questo albergo non si è venuto. Ma lì è una vignetta, quest'estate ne hanno parlato tutti e è un fatto che è venuto fuori. Quindi superare la loggia del turista, possibilità si è preso un prodotto, preso un poveretto, cavolo, sono disabile, cosa gli dico, cosa gli faccio? Invece di capire che il cliente, perché di solito quando sono in convegno, c'è una persona in carrozzina, io vado da una persona disabile, faccio dare 50 euro, poi vado da signora che dia 50 euro, perché chiedo qual è la differenza tra questi 50 euro, non dico nessuno, appunto. Sono clienti, quindi cioè, sono libretti 50 euro, sì o no, questa è poi. Qua è importante parlare di business, perché finché parliamo di sociale diventa una cosa non interessante, ma poi quando abbiamo il operatore business diventa molto più interessante. Quindi però sono turisti che hanno le stesse esigenze diverse, la stessa voglia di viaggiare. Quindi queste sono, appunto, tutti i turisti sono tutto persone, è ospite dello territorio, le persone di disabilità che fanno turismo sono turisti, questo è importante. Sembra ovvio, ma non è ovvio. E queste sono delle vignette molto simpatiche che così un po' strammatizzano l'argomento. I turisti con disabilità, ho detto, sono turisti. Ecco qua, è importante, le persone non si aspettano i treni, i propri turni, si aspettano l'appuntamento, alle persone bisogna andare incontro. Io questo qua ho fatto una conferenza con Giancarlo Dall'Aro, non so se conoscete Giancarlo Dall'Aro, però è uno dei massimi esperti che lavora molto sull'accoglienza dell'ambito turistico, poi adesso lavora su due brand, c'è anche l'Accademia dell'Accoglienza, questo c'è il brand della Bello Diffuso, che sente l'associazione della Bello Diffuso, e poi è molto legato al Giacino, turisti, fa molti pochi su turismo. Abbiamo fatto una conferenza insieme, alla fine ho detto, ma quello che dici te, dico anch'io, è la stessa cosa, bravo. E adesso per alleggerire un po' la relazione, manderei due filmati. Buongiorno, vorrei prenotare una stanza per martedì prossimo. Martedì 15, signore? Esattamente. Avete delle camere accessibili? Certo, accessibili. La colazione a buffet e il bar è aperto fino alle 22. Ah, bene, grazie per le informazioni, ma vorrei sapere se avete delle camere accessibili. Sì. Abbiamo anche un parcheggio interno, ma accessibile in che senso? Accessibile alle persone in carrozzina? Ah, accessibile in quel senso? Sì, proprio in quel senso. Ho capito. Mi faccia controllare bene? Per quante notti? 2 notti, riparto giovedì mattina. Sì, abbiamo una confortevole camera singola proprio per voi. Grazie. Sì, nel senso che sono tutte a norma, almeno così mi hanno detto. Le hanno detto anche se il bagno è fruibile? Sì, non si preoccupi, abbiamo tutte le attrezzature che vi servono, si fidi di noi. E l'ascensore è grande a sufficienza anche per una carrozzina? Sì, normale, per quei pochi gradini che ci sono facciamo in modo di passare da dietro, non si preoccupi. Da dietro? Che cosa intende? Vuol dire che l'ingresso principale non è accessibile? Mi scusi, dentro il nostro albergo... Vi garantisco che non c'è nessun problema, abbiamo già avuto clienti come lei. Ok, l'uso della piscina è compreso nel prezzo della stanza? Perché? Voi andate anche in piscina? Noi andiamo ovunque, facciamo tutto quello che ci è consentito fare. Per questo non verrò da lei. Arrivederci. Che figura. Mi ha messo un'ansia. Ma che ne so, di disabili o handicappati? Hotel Mercure, Torino Royal, buongiorno, sono Silvia. Buongiorno,
volevo prenotare una stanza per martedì prossimo. Martedì 15, signore? Sì, esattamente. Senta, io sono non vedente, volevo sapere se c'erano problemi, non so se avete qualche accorgimento particolare da propormi. Ma guardi, non saprei, non credo. Penso non ci sia nessun problema. Ma scusi, lei non vede proprio niente, viaggia da solo, è sicuro? Sì, no, viaggio da solo, sono con il mio cane guida e appunto volevo chiedere se per caso avevate una stanza con un balconcino per poterlo far uscire ogni tanto. Ah, ma lei è un cane? Allora no, non accettiamo animali nel nostro albergo. Guardi che si tratta di un cane guida e per noi è un ausilio, serve per la nostra autonomia. Certo, cane guida, pur sempre un animale. Guardi, se fosse per me non ci sarebbe nessun problema, si figuri con due gatti in casa. Non è che non sono sensibile, però qui è così, la direzione non ammette animali. Ma guardi che si tratta di un cane guida e per legge devono essere ammessi in tutti gli esercizi aperti al pubblico. Si tratta del nostro diritto. Io di questa legge non so niente, so che è una politica dell'albergo, sa, anche per una questione di genere, abbiamo una moquette in molte stanze e poi spesso i cani possono creare problemi ad altri clienti, sa, dobbiamo cercare di accontentare tutti. Ma io non faccio parte di tutti allora? Insomma, un cane guida deve essere accorto, ripeto, c'è una legge che prevede tra l'altro anche sanzioni per i trasgressori, no? Ma guardi, ripeto che io questa legge non l'ho mai sentita e poi noi siamo norma su tutto, anche se gli handicappati. Guardi, io non la denuncio, però le consiglio per il futuro di informarsi meglio, perché state trasgredendo la legge. Ah, denuncia. Via, non esageri, che sarà mai? Sarà mai, senta, lasciamo perdere, arrivederci. Adesso devo anche sapere le leggi. Un cane è sempre un cane, guida o non guida. E qui non possono entrare. Che dovevo dire? Se c'è una regola va rispettata. Eccoci al piano, mi segua. Aspetta qua. Oh, ma cosa c'è qua? Carrello. Ma, oddio, ho combinato un disastro. In effetti ha combinato un disastro, ma non si preoccupi, poi la tua maniera sistema tutto. Ma non è proprio il posto ideale per lasciare un carrello. Cosa vuole che le dica? Dobbiamo fare il nostro lavoro. D'altronde superare un carrello non è che sia una cosa difficilissima. Ma fa prego, fa facile, dipende di una situazione non si trova, Venga da questa parte. Ecco qui, questa è la sua stanza. Potrebbe darmi per favore qualche indicazione? Niente, se ha bisogno di parlare con la reception deve fare il 55 con il telefono. Dov'è il telefono? Qui c'è il frigobar, ovviamente le costruzioni sono a parte e l'unica cosa le dico di fare attenzione al cane che non faccia danni, altrimenti saremo costretti. Ma sì, ma lui il cane guida è abituato, c'è stato un albergo la prima volta. Allora senta, questo è per lei. Oh no, grazie, non posso accettare, poi lei è handicappato, quindi va bene, allora io andrei. Lo saluto. Arrivederci. Allora, per quanto vedere alcuni filmati, questi qui sono appunto una formazione che noi facciamo con le imprese turistiche, albergatori, ristoranti, ma non solo, perché poi non è tanto l'oggetto, la reception, eccetera, ma è come si accoglie una persona con serietà e cosa dire una persona. Qua è come non fare, no? Certi esempi sono stati un po' ipnotizzati, ma fino a un certo punto, perché comunque dico che purtroppo ma lì non è questione di cattiveria, è questione proprio che tante volte le reception non sanno
come rapportarsi, perché ovviamente le persone con disabilità non è che sono 3.000 e ogni giorno ci fosse appunto molto flusso di persone con disabilità, perché non si aveva, però dico sempre che appunto dato che questo qui è l'ambiente unico, ci sono agenzie di comunicazione, credo che quando si lavora sull'accoglienza bisogna sempre prendere il caso più difficile per cercare di ottenere l'asticella alta anche sui casi facili. Io penso che ragionare sul discorso di accoglienza per persone con disabilità serva per tutta la filiera turistica, cioè secondo me io se fossi del Ministero dell'Istruzione, tutti i laureati delle scienze turistiche, metterei proprio come materia principale il turismo con disabilità, perché prima si parla di esperienze. Farmi un'esperienza con disabilità vuol dire andare a ragionare sugli elementi singoli che formano una filiera, e vuol dire comunque creare, perché poi quando si pensa a una persona con disabilità motoria si pensa comunque alla strada in piano. Adesso faccio il solito esempio della persona anziana con un passeggino che si fa, ma è vero, io quante volte ormai sono quasi stufo di sentire, guarda, da quando sei stato papà ho capito quando tu dicevi mamma col passeggino, porto mia figlia col passeggino, è vero, stimare certi ostacoli, però pure è facile dire quando trovo una persona che capisce quello che dico, più che capisce tutti noi lo capiamo quello che dico, però che lo mette in pratica è perché c'è il parente, c'è il figlio, è disabile, eccetera. E questo qua diventa sempre una storia un po' che alla lunga diventa un po' sinistra. E quindi per quello che allora noi, sto andando in chiusura molto velocemente, le telecomande qua, e per quello che noi allora a livello italiano ci siamo proposti per andare a spiegare a chi tiene le governance in questo momento le regioni, sperando che poi un giorno sia l'Italia, cioè che appunto si torni di nuovo a fare un'unica governance sul turismo, e però nelle regioni spiegare un attimino come si può lavorare, quindi facendo cambiare la mentalità, facendo vedere il disabile, quindi con i soldi che il disabile lavora, e quindi soprattutto il disabile italiano, ma anche il disabile straniero, perché comunque quello che si diceva prima, che ci sono molti, la domanda Italia piace, ma non ce l'ho offerta, sul turismo ci si dà ancora di più, perché i famosi politici hanno capito che il tuo operator, quando vedono attivare l'Italia, vedono a turismo, penso che l'accessibilità, il verde vuol dire una cosa, a Milano il verde vuol dire un'altra cosa, a Milano vuol dire un'altra cosa, e quindi non capisco più niente, e quindi per questo viene molto limitato. E quindi cambiare mentalità, queste sono le azioni, quindi analizzare e integrare, perché molte volte a me una regione, un'azienda turistica regionale, locale, dice dobbiamo fare un itinerario per disabili. No, quali sono gli itinerari che avete? Quali sono i pacchetti che già vedete? È inutile andare a mappare, andare a prendere la filiera di alberghi che sono in valle oculata, scusate il termine, dove non ci va nessun turista normale, dobbiamo prendere quello perché è accessibile. Che senso ha? Pigliamo le Langhe cos'è? Il tartufo? Perfetto, c'è la prova del tartufo, esperienza di andare con cani, così vediamo, si riesce, vediamo un attimo, andiamo a descrivere questo servizio qua, così il cliente leggendo l'esperienza può dire cavolo, sì, io c'ho una carrozzina, ho visto che il terreno è sabbioso, il proprietario sa come è fatto l'elemento, lo racconta al cliente, possibile cliente, il cliente decide se può comprare il pacchetto, l'albergo, il ristorante. È un po' questo, adesso molto velocemente, quindi per noi gli attori principali sono il proprietario in cambio, perché sono loro, quelli proprio interpreti seri, non interpreti in cambio nazionale, ma quello, la signora Rita di Torino, la signora Daniela delle Langhe, la signora Elisabetta di Siena, sono interpreti che conosciamo, vado avanti, che conoscono il territorio Siena, conoscono il territorio Langhe, Monferrato, che fanno, molte volte interpreti in cambio, fanno no, copiamo la Sicilia, la Basilicata, la Calabria, il Lazio, però poi ti dici come si chiama quell'albergo, cosa fanno quell'albergo? Aspetta, non lo so. E quindi quello è un tour operator in cambio, il catalogo. Ecco, noi non cerchiamo, non sto dicendo che è un'altra cosa, noi cerchiamo invece il tour operator in cambio, perché loro conoscono le singole strutture, quindi per loro è facile andare a dire la singola struttura, che se Marco mi dici come sei fatto, mi compri questa scheda qua. I tecnici mi dicono a me, gli architetti con cui conosco abbastanza, dicono vai a fare la scheda di accessibilità all'albergatore, ma questa è una cosa dell'architetto, perché sul turismo accessibile disabilità per architettonica vuol dire architetto. Ok, e chi lo paga? Innanzitutto la regione, ci sono più soldi, chi paga l'architetto
per andare a fare il monitoraggio di quell'albergo ristorante, poi avere una scheda. E poi scusa, ma perché non responsabilizziamo gli albergatori? Cioè qualcuno, c'è l'albergo quando dice il prezzo della camera, mica c'è qualcuno che dice il prezzo della camera, perché la decide? L'albergo che il ristorante il menù se lo sceglie, non è un altro che dice e perché non può dire come è fatto a livello di fruibilità per accogliere un cliente con disabilità motoria eccetera? Perché non si vincola in questa la legge affinché un operatore turistico, il turismo sarebbe tutte le filiere, tutti i vari settori del turismo, sarebbe molto più facile. E questo è un po' il lavoro che noi vogliamo fare, sembra nuovo di Colombo, ma a oggi ci sono alberghi che sono stati anche mappati, cioè quindi valutati a livello di accessibilità tecnici, la scheda ce l'ha l'associazionismo che l'ha fatto fare, quindi dall'albergo tu hai messo nel sito, poi il sito, puoi mettere scheda, vedi la scheda. No, perché disabilità è associazionismo, no profit, sono quelli disabili, inclusivi, che si vanno a divertire, vanno in gita, perché c'è questa cultura. E quindi, parole chiavi, dire di nuovo, personalizzazione e flessibilità, disponibilità adattare il prodotto rispetto alle esigenze e aspettative. Come fanno le persone disabilità per iniziare la vacanza di soggiorno? Oggi come fanno? Allora, proprio è un'avventura. Allora, innanzitutto questa parola è fondamentale anche per loro. Cioè io, che sono Giuseppe Antonucci, sono disabile in carrozzina, ho una lesione alta-bassa, conosco il mio amico che facciamo anche sport insieme, ci ho fatto anche il campionato di tennis a Roma, che ha le stesse tipi di mie esigenze. Dico, senti, vieni a Roma, dice l'albergo, vai bene, perfetto, questo è. Oppure vanno su Booking, vanno su Mail, eccetera, vedono il prezzo, mettiamo l'albergo, si fanno dalla foto, dalla camera, quella l'albergatore non c'è voglia, non gliela manda, non è così tanta. Quindi sicuramente è un'avventura spesso lunga e faticosa, in genere ben concorrenziale con l'offerta sviluppo, cioè nel senso loro non possono entrare in questi discorsi qua. Prendiamo il presentivo Savona 2.0, no? Ecco, io ovviamente da operatore del settore mi va a fare 3000 domande, avete pensato che ci sono clienti con disabilità delle persone anziane? Non so, cioè quando si parla di ospitalità, quello dovrebbe essere messo anche perché i costi di crociera in generale, c'è molte persone anziane e anche perché la nave è bellissima, molto accessibile, molto fruibile, le cabine sono stupende, dico proprio per esperienza, però poi vedo le escursioni che fanno il tour operator locale, in Savona sono il tour operator, a Marbella sono altri, a Pompei altri, sono tour operator, non c'entra Costa, anche se stiamo lavorando con Costa, sono tour operator. E a me è successo che un padre disabile, che è quello che lavora in questo settore, e vedeva l'escursione, il foglietto che danno in queste crociere, persone simili, no? Ora c'è carrozzina, bastone, e ho visto a Marbella c'era singolare del papà, questa volta possiamo scendere. Allora andiamo lì dal tour della nave e diciamo perfetto, veniamo da noi. No, c'è il pulmino con la pedana. Come cerca? No, perché carrozzina nel senso sì, però possiamo prendere il braccio. No, siete fuori. E non c'entrano niente, e tour, eccetera. Poi io scendo a Marbella, ci sono cose in Catorino, non c'è, e adesso in altre città invece ci sono. Lì c'erano 15 taxi con pedana. Ma nessuno ce l'ha detto, infatti torno su, va, vediamo il taxi e non ci fanno il giro. Questo per dire che comunque questo non ci si pensa mai, eppure lì è un'intera, c'è sempre una clientela, perché noi riceviamo telefonate di persone in carrozzina anziane anche un giorno la carrozzina perché costa anche la possibilità di noleggiare la carrozzina all'interno, però dico la discussione non si fa, non si dice costa, ma sì, pertanto il cliente viene lo stesso, no? Un po' come l'Italia, tanto il cliente viene in Italia, poi se c'è un'accoglienza che fa pena, pazienza, però queste cose qua prima o poi le pagheremo. E quindi come Samantha sul mercato turismo accessibile, un po' quello che è stato anche stamattina, un coordinamento a livello nazionale di informazioni già disponibili sull'accessibilità, il sistema di comunicazione naturalmente efficace, poco affidabile per quanto concerne il prodotto turismo for all, perché è basato sui bollini, poche realtà imprenditoriali che hanno fatto tesoro del lavoro dell'associazionismo, perché se oggi c'è qualcosa grazie all'associazionismo, però l'imprenditore che lavora nel turismo non so come mai non riesce a recepire. Ma quindi un prodotto garantito, perché ognuno deve fare il proprio mestiere, io non faccio turismo, io semmai posso spiegare chi sono le persone di disabilità, a operatore professionale nel settore turistico nell'ambito turismo accessibile. Quindi, come ho detto, progetti realizzati. E allora per quello che la consulta, Easy, è un tour operator locale che fa il cambio stile di Milo Travel Italy, ha fatto Booking Cable. E uno dice, si rifà Booking, certo, si vuole fare concorrenza a Booking, noi siamo pazzi. Questa qui è una piattaforma che è online da luglio, che in pratica dice quello che ho detto adesso, nel senso che i nostri interlocutori sono tour operator in cambio, che conoscono le strutture, quindi il tour operator va a incontrare gli alberghi, i ristoranti, a fare compilare schede di accessibilità, noi facciamo informazione gratuita sia all'albergo a tutti,
e mettono la scheda in questo booking gable che ha le caratteristiche, se vediamo il consumo tecnico, quindi questa l'home page della piattaforma, e vediamo le caratteristiche per il cliente. Le strutture sono selezionate per destinazione, tipologia di disabilità, tipo di strutture data. Scelta la struttura, si possono utilizzare i servizi interessanti per il tipo di disabilità selezionati, io sono motorio, quindi non vengono offerti giudizi sull'accessibilità, non c'è un giudizio. Per noi tutti, in questo momento tutti possono entrare, anche quello che diceva io ho 2 gradini. Io sono stato a Rimini a TTG, dove qua abbiamo presentato Booking Gable, ed ero con 2 ragazzi di carrozzina, Giuseppe Petrucci e Otex, il viaggiatore e blogger. E diceva, guarda, io ho trovato ristoranti privi di gradini, però c'è i nostri amici a Aruba, che vedono a Aruba, l'isola Aruba, che vanno al ristorante, fanno il gambero al sale, che me frega, ci siete aiuti. Ma cosa vuol dire? Che però io ho detto, se le stesse persone, questi qua sono più moderati, andavano al ristorante e si trovavano un gradino che non sapevo, facevano un casino, si incazzavano con l'applicazione con chi li ha portati, perché come non sarà, io l'ho detto, io l'ho comunicato, trasparenza, rispetto per il cliente, cioè dire le cose come stanno, dire nel servizio che ho visto prima era come non fare, ma la stessa cosa, se fosse hotel, le caratteristiche dell'hotel, c'è un gradino, si passa dietro, ma come lo comunichi? Tu lo dici, guarda, l'unica cosa, guarda che abbiamo un attimino, c'è un altro ingresso, perché abbiamo un gradino, cioè qui c'è un'altra scelta che sono portato perché un'altra formazione, però è comunicare, essere trasparenti. Quindi questo è, per ogni destinazione, poi c'è il mystery client, perché tutti quelli che entrano devono accettare il mystery client, che è uno dei clienti misteriosi, sapete, per ogni destinazione sono presenti servizi turistici da abbinare, noleggio, ausili, noleggi auto, tutto come quello è. Tour operator di riferimento per il territorio, perché per noi c'è essere referente tour operator, in pratica stiamo dando impresa diretta il tour operator in cambio, accessibile, che è la risposta è la risposta alla domanda che chiede il tour operator straniero, quindi io voglio riferimento, cioè noi non vediamo alle Langhe, sono giapponesi che vogliono vedere Langhe, Firenze e la Valle dei Templi, cioè l'Italia è una destinazione, non è tanto, cioè, poi è formata, adesso le cose che hanno detto prima, detto in altra maniera, ma sono le stesse cose. La prenotazione è garantita con una carta di credito attraverso il sistema di prenotazione, il cliente può procedere direttamente con la prenotazione, un classico booking. Per l'hotel c'è back office, c'è il channel manager, c'è il principale channel manager, come si dice così, quindi c'è il back office, avete disponibilità, qualsiasi cosa all'albergo e le altre strutture. Infatti si può anche mettere servizi e pacchetti turistici da abbinare alla prenotazione dell'hotel. Noi abbiamo anche fatto una partnership con una piattaforma, cioè con un servizio di noleggio ausili che direttamente porta, perché questo problema dei turisti stranieri, che portarsi dietro l'elettroscooter, chi ha la carrozza manuale, faccio esempi un po' tecnici. Poi quello dice ok, vado a Roma, è la città più inaccessibile, no, vado a Roma, ho bisogno dell'elettroscooter. Perfetto, questo servizio fa trovare l'elettroscooter in albergo il giorno prima e poi si riprende il giorno dopo. Un servizio che costa, perché qua tutto a pagamento. Cioè il disabile non è che il disabile italiano, piuttosto che sono disabili, il museo lo può pagare. Noi diciamo sì, quando ce lo chiede il museo, se è accessibile, se il disabile motore può entrare dentro il museo, paga il prezzo pieno con gli altri. Se può vedere solo metà, paga solo metà, se non può vedere gratis, ma anche per me dovrebbe essere così. Se io non posso vedere tutto il museo, cioè mi sembra logico. Perché il disabile si associa sempre al discorso di prima. E poi per aggettivare c'è una collaborazione con Gattinone e Mondo di Vacanze, come detto di X, con su Torgoglio, a volte fanno in campo, ma tutte hanno un problema. Hanno clienti che dicono io sono disabile, non sono affrontare, quindi dicono non ce lo dobbiamo. Grazie a Booking Gable si darà risposta anche loro, anche con le loro commissioni, possono vedere direttamente. La cosa interessante è che tutti quelli che usufruiscono un servizio Booking Gable c'è un call center che dà una risposta con global soldi sul territorio. Ad esempio io, turista con disabilità, sono a Napoli e ho preso l'albergo con Booking Gable, voglio andare a vedere Cristo Velato. Come faccio arrivare? Mettiamo Booking Gable, servizio gratuito, ti diciamo la risposta, ovvio, alcune subito, altre non lavorato. Non è che riconosciamo l'accessibilità di tutto il territorio, però questa è l'altra cosa che chiede il turista con disabilità. Perché per noi fermi si vanno a piedi, per noi pullman, per i disabili, a seconda delle condizioni non è così semplice. Quindi al ristorante, cioè il turista si offre hotel, ristorante, usi pacchetti, transfer, e consente e dicevo. Questo è il primo passo, non so dove arriveremo, è una startup anche questa, oggi c'è il Piemonte, la vetrina. Sicuramente noi pensiamo che se le cose, per la forza, per andare avanti, fra 6-7 anni può avere un suo senso a livello di business. È ovvio che stiamo cercando di fare il famoso pesciolino,
che si attacca alla balena. La balena non siamo una balena, sono dei grandi piattaforme. Io, cioè, spiglia, venere, queste cose qui, la risposta per loro. Quindi noi vogliamo essere un bel pesciolino, è interessante, attaccarsi alla balena. Quindi questo è il nostro obiettivo molto umile. Però vorremmo anche un attimino far capire le cose agli operatori turistici. Qua noi andiamo a parlare con gli albergatori, facciamo formazione, c'è cultura, c'è obbligo di formazione, tutti quelli che entrano, fanno il contratto, entro 6 mesi con la formazione a distanza, che sono alcuni filmati e altre cose che avete visto. Quindi il risultato di tutto, secondo me la risposta a un convegno come questo sul turismo è questa frase qua. Questa, secondo me, io ho consultato il turismo, una persona mi ha fatto leggere questa frase qua, vuoi entrare nel turismo? Vuoi collaborare nel turismo? Tu ricordi sempre questa frase qua. Questa dovrebbe essere una legge che ognuno che ha un albergo, un ristorante, un tour operator, un'agenzia di comunicazione che lavora nel turismo, questa qui deve svegliarsi la mattina e andare a dormire la sera con questa frase qua. Di una città non può del 177 meraviglie, ma la risposta mi dà una tua domanda. Ribaltiamo le prospettive, grazie.